tra l'altro poi a questo punto possiamo provare anche a fare veramente degli esperimenti nelle scuole, cioè cominciare a fare dei progetti pilota in questo senso. Abbiamo già la disponibilità sia del Mauro Lico che della Farina. Ora io invito, perché restiamo nel campo dell'arte, e invito il regista Vincenzo Tripodo a raggiungermi e a raccontarci di questo bellissimo laboratorio sull'Odissea che potrebbe all'inizio, no? Potrebbe sembrare un'idea un po' folle e che però si è rivelata di una portata davvero, davvero straordinaria. Grazie Rosaria, grazie Davide. Io vengo dal teatro e dal cinema e dall'opera lirica e da Gravitelli, non necessariamente nello stesso ordine, quindi sono uno di quei ragazzi cresciuti a Tumpulate quando gli usciva una parola in siciliano, e ovviamente come tutti gli arieti con ascendente Sagittario me ne sono fregato e ho fatto l'esatto opposto di quello che mi si diceva di fare. Vi rubo un minuto per leggervi qualcosa che sintetizza secondo me in maniera straordinaria quello che deve essere un manifesto per questo movimento. Un popolo, mettitelo la catena, spugliatelo, attivateci la bocca, è ancora libero. Davateci un travaglio, un passaporto, la tavola non mangia, un letto non dorme. È ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arroba una lingua addutata di pace. È perso per sempre. Diventa povero e servo quando le parole non figliano parole e si mangiano ciaite. Non ad ogni ora. Mentre accordo la chitarra del dialetto che perde un accordo giorno. Mentre ripezzo a di la camulata che ti seri non sciave, con lana de pecore siciliane. E sogno povero. Io i denari, ma non li posso spendere. I gioielli, e non li posso regalare. Un canto un tagliaggio, con l'ale tagliate. Un povero che allatta un teminni scippi da macia putativa, che chiama figlio penciuria. Non ha ce la via una mace, nella rubaro. Aveva minne a fontana di latte e ci vippero tutti. Ora ci sputano. Non restò a voce dita, a cadenza, a vota vascia, du suono e du lamento. Chi non ne possono rubare? Non ne possono rubare, ma restiamo poveri e orfani, lo stesso. Questo è Ignazio Buttitta. E credo che non ci sia bisogno di commenti, va da sé. Jorn, Chat de Shangazza, 2002 New York, vivevo con un architetto tedesco, insegnavo siciliano. Chat de Shangazza, Jorn, lui si alzava e chiudeva la finestra che aveva lasciato socchiusa, perché non esiste Shangazza in inglese, ma non esiste neanche in italiano. Quindi ho scolarizzato degli architetti tedeschi e anche i miei studenti al Linguaiu quando facevo le lezioni di cinema, però gli scappava la mia parola di siciliano sempre, sempre. Io da persona di teatro mi sono trovato subito a combattere con questo problema del siciliano. Io capisco mio padre perché mi dava quelle pumpulate, perché appena si sente che ha l'accento siciliano te lo fanno notare subito. Ai primi provini
e si sentiva che quello era napoletano, quello prima di me. E quell'altro che parlava toscano, porca miseria, non si sentiva. È romano che te parla così, non te ne accorgi. Ma solo a me mi devi rompere le scatole e mi devi dire si sente che sei siciliano. Sì. Ne ho fatto un'arma e ho cominciato a predicare in siciliano. Io faccio teatro, ho cominciato a usare il siciliano nei miei spettacoli, ma non in Sicilia. 1994, qua c'è Gigi Giacobbe, se lo ricorderà sicuramente, ho preparato uno spettacolo che si chiama Partitura per sangue e anima, 800 anni di storia di poesia siciliana e musica, è andato al Fringe Festival di Edimburgo. Avevo 200 persone davanti, giapponesi, tedeschi, inglesi, gli cantavamo e recitavamo in siciliano e stavano lì con la bocca aperta a seguire fino all'ultimo. Io stesso mi chiedevo, ma che stanno capendo? Eppure la forza del teatro, dell'energia, della comunicazione, evidentemente passava attraverso le parole. Quando ho scritto, raccontavo ad Aurelio, quando ho scritto sto film, Scuru, 4 anni di studio e di ricerca passati tra bravi ragazzi e poliziotti, analizzando un po' il substrato, diciamo, malavitoso, delinquenziale, perché non è mafioso quello messinese, dietro le corse clandestine di cavalli. Mi ho scritto una sceneggiatura con Paolo Pintacuda che vinse il premio Solinas e lo vinse grazie alla forza della sua lingua. La sceneggiatura era tutta in siciliano. 4 anni appresso allo studio del linguaggio, quello della strada con cui parlano i ragazzi, con cui parlano. Eppure quando sono andato a Roma a cercare i produttori mi chiedevano ma il film bisogna tradurlo in italiano, lo devi fare in italiano, mica puoi usare questa lingua. Ancora non era uscito Gomorra, ancora non erano uscite tante cose, per cui io mi sono battuto ferocemente, ho detto no, preferisco non farlo. Questa è la lingua, è un suono, è una musica, è la musica di questa strada, di questa terra, questo è il linguaggio, il modo in cui i miei personaggi si esprimono. Non voglio un siciliano alla Michele Placido, parliamo siciliano tutti quanti, questa cosa finta che mi fa rivoltare le budella, ma guarda arancino e arancina, no? Questo siciliano maccheronico, televisivo, orribile, veramente volgare. Ecco, quello sì che è volgare, quello è un insulto. Ogni volta che sento un attore parlare in quella maniera mi rivoltano le budella, vorrei. Ecco, vabbè, andiamo oltre, perché mi sto incazzando. Ora voglio dire, una delle letture più importanti della mia vita è stata sicuramente l'Odissea, l'incontro con Omero, con il Cuntu, con il racconto. Una Edo, quindi non leggeva, recitava a memoria le sue poesie, quanto di più teatrale e quanto di più vicino al Cuntu siciliano ci poteva essere. E per anni ho cercato disperatamente questa traduzione che sapevo la professoressa Rosa Gazzara siciliano avesse fatto, ma non la trovavo, ho fatto prima a trovare il suo numero di telefono. A quel punto è stata così gentile da volermene omaggiare una copia, ovviamente l'ho letta tutta d'un fiato. Non è facile scrivere il siciliano, non è neanche facile leggerlo, Forse c'è riuscito un poco Camilleri a far leggere il siciliano a mezza Italia, almeno quelle parti in cui lui parla, però non è facile. E il tutto ovviamente ci ho pensato a lungo e ho avuto la possibilità anche grazie a Davide e all'associazione RB di poter mettere su un laboratorio che cominciasse ad analizzare il 12° canto dell'Odissea, cioè il canto qua, quello delle nostre parti, quello delle sirene, quello di Scilla, quello di Cariddi, qualcosa che parlasse di miti e di spazi che noi conosciamo, con i quali conviviamo e che a volte però forse a furia di averceli davanti dimentichiamo. Ed è stato un percorso bello, non tanto un discorso teatrale, quanto per me è più importante il viaggio che il raggiungimento della meta. È stato lo scoprire insieme alle persone che hanno frequentato
questo corso, cosa c'è dietro il mito, cosa c'è dietro questi nomi, questi racconti, e la forza di questa traduzione. Abbiamo messo a confronto direttamente la parte dal greco, le varie traduzioni in italiano, con la traduzione poi della professoressa Gazzara, per arrivare a cercare di trovare una sintesi, ed era perfetta, devo dire, superiore a tantissime traduzioni italiane che purtroppo vengono spacciate per buone. Lei ha tradotto direttamente dal greco, non ha fatto tipo Uciclopo di Pirandello, che ha tradotto i traduttori di Euripide. No, lei ha tradotto direttamente all'originale greco, preso alla libreria di Oxford. Io la ringrazio tantissimo per il suo lavoro, per la sua dedizione, per il suo animo, perché bisogna essere molto generosi per intraprendere un'iniziativa di questo tipo. Tra l'altro ha anche tradotto, visto che c'era, la Divina Commedia di Dante Alighieri, eppure l'Eneide, ecco, per non farci mancare niente. Quindi è il prossimo laboratorio. Voglio dire, cosa si può fare? Ecco, il teatro, quello vivo, che qui in sala è rappresentato da due grandi autori, Tino Gaspanello, che è autore teatrale, regista, scrive in siciliano ma è tradotto all'estero e viene regolarmente messo in scena in Francia. E poi abbiamo Saverio La Ruina, un paio di volte premio Ubu, messinese d'adozione ma di Castrovillari, che usa la sua lingua, il suo calabrese per dar voce ai suoi personaggi. Quindi questa è la maniera di tenere viva la nostra lingua, usarla il più possibile, usarla quando si può, quando parliamo tra di noi, quando insultiamo qualcuno a un incrocio abbassando il finestrino della macchina, quando parliamo al supermercato, quando parliamo anche ai nostri figli o all'architetto con cui condivide l'appartamento. Insomma, il siciliano è vivo fino a che noi lo parliamo, e le scuole possono fare tanto, secondo me. C'è ovviamente un siciliano, il teatro, come si dice, amatoriale, che è un teatro d'annata ricca e Massaro contento, ma anche quello ha un suo perché ha delle parole che altrimenti andrebbero perdute. Io nel 2002 ho girato un documentario a New Orleans, dove c'è la più grande comunità di siciliani in America, 9.000 persone, e ho girato un documentario sul St. Joseph Day, cioè il giorno di San Giuseppe, dove questa comunità siciliana ancora oggi si riuniscono nelle famiglie e cominciano a cucinare per 3 giorni. 3 giorni e 3 notti, imbastendo tavole. Sì, ma non le facciamo manco più qua queste cose. No, e per il giorno di San Giuseppe, cioè il 19 di marzo, aprono queste case e fanno entrare tutti, diciamo, i poveri possono andare e nutrirsi. Però mi interessava perché questa cosa era un po' strana, perché il giorno di San Giuseppe corrisponde al martedì, in quel caso prima del giovedì grasso, dove a New Orleans c'è la parata in maschera. No, nelle strade di New Orleans si travestono e vanno in giro, ma è anche una cosa ancora più strana, perché la comunità afroamericana per un anno lavorano a costruirsi questi costumi che sono a metà di ispirazione nativo-americana, quindi da indiani d'America, ma con i colori da Rio de Janeiro, del Brasile. Quindi hai questa comunità nera travestiti da indiani che vanno a visitare gli altari di San Giuseppe dei siciliani. È un guazzabuglio, a me piaceva tanto questa idea, quindi parlano un siciliano che noi non parliamo più. La signora Rosaria, che aveva una libreria di fumetti a Brooklyn, dove andava, che era di Filicudi, parlava un siciliano, ragazzi, io non lo capivo. I figli non sono mai venuti in Sicilia e non gliene poteva fregare né di meno, questa è una cosa brutta.
Se le vecchie generazioni sognano di tornare in Italia, le nuove generazioni hanno un'idea tramite il cinema e tramite la televisione, che qui siamo talmente indietro che non hanno per niente intenzione di venirci. Forse ora con quella serie che hanno fatto The White Lotus, ambientata a Taormina, le presenze americane stanno aumentando. Cosa possiamo fare quindi? Parlare il siciliano, non vergognarci di essere siciliani, parlarne e inserirlo nel nostro quotidiano. La scuola ha un peso enorme e può fare tantissimo perché non venga ghettizzato all'interno delle classi, cioè, almeno che non prendano le stesse tumpulate che abbiamo preso noi.